Let's get in. 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 It's like that. It's like that. Il tiro Alberto Palotti, calcio in porta ed un gol meraviglioso con il Macine, calcia Bianchetti, un gol bellissimo, cade invece in avanti di Ossa per Novelli che la fa passare, ha segnato il Pigasio, la palla rimane, il tiro e l'1-0 dell'Ospitaletto per Lingue era di rigore, la sentenza di Lingue, nono gol stagionale, vantaggio Casatese, il pallone passa per Padua, Guanatti in area, Guanatti supera il difensore, Guanatti dentro e gol e poi tiro rete, ha segnato la preparazione. Amici di BPTV, buonasera e ben ritrovati, puntata numero 32 di Time, 35esima giornata in archivio, parleremo come sempre del girone B, Ospitaletto, ci siamo quasi, Casatese, sei bellissima, Palazzolo, prova di forza e spera ancora, Folgore Cartese, sbaglia tutto e allontana il sogno, Desenzano, si pensa al futuro. Questi sono i titoli di questa sera, ma parleremo anche del girone A, apriremo una parentesi perché tra poco avremo ospite Fabio Nisticò, mister fresco di vittoria del campionato del girone A. Vado a salutare chi è con me qui in studio. Ciao Ivan. Ciao Piero. Ciao Nicola. Ciao Piero. Andiamo da Lorenzo. Ciao Lorenzo. Ciao Piero, buonasera a tutti. Ciao Nick, ciao Ivan. Ciao Lorenzo. Allora Lorenzo e Nicola, reduci da Crema, Sì, giusto? Crema Desenzano. Vogliamo parlare un attimo, apriamo una parentesi su Crema Desenzano? Non ci siamo abbronzati. No, Ma avete preso l'acqua. per fortuna non era vento perché sennò... Che partita è stata Lorenzo? Beh, allora, è stata una partita non molto spettacolare per la verità, un primo tempo con il Desenzano in controllo, pur senza creare grandissimi grattacapi in termini di occasioni per il Crema, che si è difeso con ordine e ha pensato più a contenere. Il Desenzano riesce a capitalizzare un calcio di rigore, peraltro sbagliandone un secondo, che è stato neutralizzato dal portiere del Crema. Sul finale il Desenzano rischia tantissimo in una mischia, perché effettivamente bastava un non nulla perché il Crema potesse pervenire al pareggio, ripeto, in una partita che comunque non ha visto grandi occasioni per le due squadre. Non so cosa ne pensi
Nicola. Però, Nicola. insomma, non Sì, è stato- confermo. La mischia finale in stile Risse, Bud Spencer e Poi Terence non so Hill. cosa ne pensi, l'avete visto accanto, quindi vi siete parlati e adesso mi dici non so cosa ne pensa Nicola perché non siamo l'ho in- ancora visto, eravate accanto, ne stavate parlando. Sono opinioni ragazzi. dopo, quelle a freddo. No, Non perché so, penso Nicola. scappato per venire qua, perciò non abbiamo avuto. No, sto dicendo mischia finale in stile Bud Spencer e Terence Hill, Rissa di Abada, Scappano cioè ammogliati. proprio tutti 11 e 11 tutti dentro l'area di rigore, però lì se l'è cavati il Desenzano anche con fortuna in quel caso. Comunque il Desenzano ha cercato di tenere appunto il panino del gioco a modo suo e ha portato a casa il match. L'avrebbe chiuso col rigore di Procaccio che ha voluto tirare lui perché era colui che se l'aveva procurato, sbagliando. Lì ha dato magari un po' di linfa al Crema, gli ha dato la possibilità di crederci al finale di gara, perché in realtà poi la partita anche nel secondo tempo non è che aveva cambiato margine, o comunque era sempre molto tranquilla, un ritmo molto compassato, quasi con il Desenzano che riusciva ad addormentare il gioco, anche perché poi parliamo di due squadre, è vero, il Desenzano sì è conquistare la posizione playoff, ma sempre due squadre che iniziano a aver poco da dire al loro campionato, ecco. Ma infatti il mio titolo, Lorenzo sei d'accordo, Desenzano si pensa già al futuro, cioè quindi queste sono partite che purtroppo valgono poco, tra virgolette, passami il termine. Ma valgono per il piazzamento playoff. Evidentemente può cambiare qualcosa all'interno della griglia playoff. La Casatese ha due partite complicate, una contro il Desenzano stesso, quindi c'è uno scontro diretto, poi la Casatese gioca con la Varesina giovedì, quindi ci potrebbe essere margine per puntare a una miglior posizione all'interno di quella gradatoria, però sì, ho la sensazione che in qualche modo stiano riflettendo sulla prossima stagione. Ok, quindi facciamo così, partiamo dall'alto, dalla capolista. Ospitaletto ci siamo quasi. Anche qui Lorenzo era reduce da Ospitaletto, giusto? Quindi che partita è stata, come l'hai vista, come il tuo pensiero sull'Ospitaletto che tu hai sempre difeso comunque tutta la stagione, che dici l'Ospitaletto andrà in Serie C, quindi confermi la tua idea? Vedendo la propria... Sì, io ho visto una squadra forte che è riuscita a vincere una partita con il cuore e con il cervello, sapendo gestire anche magari una seconda parte di partita dove la Prosesto, quando è riuscita a fare il gol, ha cercato un po' più di impensierire la capolista. Un Ospitaletto invece che parte forte, fa subito vedere di voler mettere dalla sua il risultato. Un Ospitaletto che gioca in un ambiente davvero caldo, uno stadio che è diventato un catino, si respirava un grande entusiasmo all'interno dello stadio, molto bello anche e scenografico, insomma, la dialettica tra le due tifoserie, insomma, al netto di quelli che sono gli sfottoi e le prese in giro tipiche del tifo organizzato, però bello vedere due tifoserie che si sfidano, perché appunto la Prosesto, squadra che non scopriamo certo oggi il seguito che ha, ma ripeto, grande Ospitaletto, una vittoria importantissima, visti i risultati delle altre, una vittoria che vale doppio. Tu prima hai detto, Lorenzo, Ospitaletto ho visto squadra forte, quindi di forza, vittoria di forza e di cuore. Io credo che l'Ospitaletto, Nicola e anche Ivan, credo che l'Ospitaletto tante volte ha messo in campo il cuore più che la forza, proprio nei momenti difficili è riuscito a portare a casa il punto, o comunque di cuore. Sei d'accordo con me? Sì, confermo a pieno titolo, ecco, la dimostrazione principale secondo me sono poi i punti che stanno facendo la differenza, che sono quelli arrivati contro il Desenzano e il Fanfulla nelle ultime 2 settimane, perché hanno creato quel margine, ma soprattutto hanno dato diciamo quella fiducia in una squadra che comunque sta vivendo un momento complesso e sta dimostrando l'Ospitaletto che bisogna essere anche squadra, oltre che magari soltanto squadra con la S maiuscola, oltre che magari soltanto un insieme di giocatori fortissimi per poi vincere i campionati, anche perché dal mio punto di vista molto personale la rosa più forte ad oggi come organico magari non è l'Ospitaletto, ma come squadra in sé per sé è indubbiamente invece la rosa più forte. Ok, allora facciamo una bella cosa, lasciamo da parte un attimo il girone B, perché andiamo sul girone A, perché abbiamo pochissimo tempo da dedicare a Fabio Nistico, che vado... Ciao mister! Buonasera a tutti. Allora, grazie per aver accettato l'invito, so che a 8:25 sei da un'altra parte in collegamento su un altro emittente, quindi abbiamo fatto uno strappo alle regole, ti ringrazio e come soprattutto complimenti, perché non hai vinto, hai stravinto un campionato. Sì, i numeri dicono questo, abbiamo fatto qualcosa di straordinario, qualcosa di magico che all'inizio nessuno pronosticava
invece il lavoro, l'unione di intenti ha creato queste alchimie che poi hanno portato a fare questa cavalcata trionfale. Ma fin da subito, partiamo proprio da settembre, cioè man mano già le prime giornate già capivate qualcosa o era troppo presto? Comunque pensavate a una serie di coincidenze, perché comunque l'obiettivo non era questo, ho dichiarato era fare un campionato tranquillo. Assolutamente sì, con la vecchia guardia di Bra noi nello spogliatoio abbiamo attaccato il cartello con i 45 punti, però il sottoscritto alla terza giornata, dopo la vittoria 5-0 sul Vado, ha cambiato gli obiettivi nello spogliatoio, ce li siamo tenuti per noi stessi, naturalmente, come è giusto fare in questi momenti, e abbiamo dato la pressione tutti sulle altre piazze, e poi in automatica è venuto fuori tutto quello che comunque si è visto ed è agli occhi degli addetti ai lavori. Nicola? Sì, io chiedo subito una domanda, diciamo, abbastanza importante secondo me. Quanto vale aver vinto per voi dove, diciamo, chi precedeva diceva che era impossibile vincere in quella piazza, visto che poi avete vinto anche da avversari contro proprio chi vi ha preceduto, che in questo istante occupa un'altra piazza in un'altra società? Ma io dico che nel calcio di impossibile non c'è mai nulla. È chiaro che spesso e volentieri gli investimenti che una società fa poi vanno a collimare con i risultati sportivi, questo è ovvio. Però noi insieme alla società e soprattutto nella costituzione della squadra, il direttore Menicucci, che sa le caratteristiche che voglio io da certi giocatori, è riuscito a allestire una squadra importante con giocatori che sono diventati adesso di primo ordine, ma che fino alla passata stagione non avevano fatto campionati importanti, e quindi di conseguenza si sono comunque dedicati anima e corpo a questo progetto. Ci hanno dato, a me e allo staff, una disponibilità incredibile, e poi chi sa di calcio, chi è stato negli spogliatoi, chi ha vissuto queste situazioni, sa che domenica dopo domenica entra quel qualcosa dentro lo spogliatoio che poi ti fa volare, e insieme a tutte queste cose abbiamo avvicinato la città, abbiamo avvicinato la tifoseria, il Bra Front domenica dopo domenica si moltiplicava. Ieri sera, non so se avete visto le immagini, cosa hanno combinato quando siamo arrivati da Imperia. C'era la tribuna dello stadio piena zeppa che ci aspettava per festeggiare insieme. È stato qualcosa di incredibile, di emozionante, e col passare del tempo, oggi ancora di più, anch'io realizzo veramente quello che abbiamo fatto, perché mi stanno arrivando veramente i complimenti da tutta Italia, e quindi questo fa enormemente piacere. Ecco, i complimenti noi di Beppi li allarghiamo anche al direttore Menicucci, Ettore Menicucci, perché comunque la coppia Menicucci-Nisticò ci aveva provato anche qualche anno fa a Pavia, ma andò male per altre ragioni. Dopo 3 anni... Purtroppo, esatto, purtroppo lì la pandemia ci ha battuto sia a livello calcistico che a livello proprio di salute, quindi è stato un brutto momento che è meglio dimenticare. Esatto, però vi siete rincontrati dopo, vi siete riuniti dopo 3 anni, mi sembra, 3-4 anni, sì. Dopo 4 campionati, al quarto campionato, e avete raggiunto questo obiettivo che era inaspettato soprattutto. Ecco, cosa vuol dire quando si parte veramente, a parte quello che hai detto, ma strada facendo ti rendi conto che veramente tutto sta girando bene e tutto va bene, perché poi alla fine avete anche avuto la fortuna, ricordiamolo sempre che gli infortuni sono fondamentali, non averne durante la stagione, e il Bra non ne ha avuti quest'anno, se non che qualcuno forse gli ultimi botti, credo. No, la cosa è diversa, è che il sottoscritto non ha mai evidenziato gli infortuni che la squadra ha avuto, perché per la mia logica di spogliatoio è giusto valorizzare sempre il materiale che uno ha all'interno dello spogliatoio e non quello che non può usare. Ma io ho avuto infortuni incredibili, ho avuto tre crociati, di cui Tadamo, che è un giocatore fuori categoria,
di Giorcelli che era una colonna portante dietro, di Mansur 2004 che arrivava dalla Juve, dall'Azzurro. E non ultimo, a fine dicembre non ho più avuto il bomber Costantino che si è fratturato il malleolo, però di carattere sono fatto così, non mi piace piangermi addosso, non mi piace andare a parlare degli infortunati, ma cerco di lavorare su quello che ho, anche per il rispetto dei giocatori che comunque lavorano. Poi è chiaro che i pezzi che abbiamo perso sono stati importantissimi, però la società anche in quel momento ha cercato di rimediare sul mercato e Ettore ha veramente preso pezzi come Legal, come Rosa, i giovani che sono arrivati poi a gennaio, quindi su questo devo dare atto che Ettore ha fatto un lavoro incredibile. Beh, allora complimenti 2 volte a te che hai camuffato bene la cosa, hai ingannato bene un po' tutto. E Lorenzo, qualche domanda al mister campione fresco del girone A? Beh, congratulazioni intanto mister, un risultato straordinario che sarà insomma, ricordato per molto, ben oltre i confini del calcio piemontese, perché effettivamente siete partiti come un underdog e siete riusciti a mantenere un'inerzia pazzesca in termini di risultati e prestazioni. Prima avete ricordato la sintonia tra campo e scrivania, che è un qualcosa su cui da questi microfoni molto spesso cerchiamo di calcare la mano. Io personalmente sono convinto che sia uno degli ingredienti fondamentali perché si possa raggiungere un ottimo risultato sportivo. Già il direttore Menicucci lo ha ricordato, il vostro rapporto particolare, lo ricordava in tempi non sospetti proprio qui a D-Time a inizio stagione, e questa un po' è la chiosa di quello che di quel discorso che lui ha iniziato appunto a inizio del mese. Ora arriva la domanda e mi scuso per... Vabbè, abbiamo fatto una presentazione, dai, bella, è stata bella. Chiedevo, prima mister hai ricordato degli infortuni, ricordavo insomma diversi infortuni, soprattutto appunto su 2 anni di esperienza, da Costantino a Quitadamo, la parte insomma, della difesa, è arrivato Legal, giusto? Avete fatto tanti giovani nella finestra invernale. Volevo chiedervi come in qualche modo si evita la tentazione di voler rompere gli equilibri e di inserire per forza di cosa calciatori, al di là del discorso di voler sostituire i calciatori che numericamente andavano sostituiti. Spesso le squadre, magari anche finanziariamente più danarose, incorrono nell'errore di voler a tutti i costi inserire, quando si è già in cima, voler a tutti i costi rinforzare. Ecco, voi questa cosa credo non l'abbiate fatta, abbiate fatto degli inserimenti più mirati. Assolutamente. Hai detto tantissime cose giuste, ti faccio i complimenti. Ti devo dire che il fatto del denaro, è chiaro che noi avevamo dei budget diversi dalle corazzate che naturalmente anche nel girone B, quando hanno fatto i movimenti di mercato delle punte, noi stavamo a guardare, sembravamo di essere in un altro mondo, no? Però è anche vero che nei nostri pensieri era molto importante non andare a rompere degli equilibri all'interno dello spogliatoio che ormai si erano consolidati, e siamo riusciti a trovare giocatori che si sono inseriti all'interno del gruppo squadra con i giusti modi, le grossissime motivazioni e soprattutto con un'eleganza dal punto di vista proprio umano importante per far continuare questa nave e farla arrivare fino al porto con l'obiettivo principale. Devo dire che Legal e Alessio Rosa sono stati due ragazzi veramente importanti per noi. Ivan? Sì, intanto buonasera mister e complimenti, perché io qui a Bepi controllo principalmente la situazione nel girone A e in Piemonte, e io sono piemontese, quindi per me è un orgoglio stasera stare qui. Allora, intanto vabbè, su Legal è importante perché comunque il gol dell'1-0 di ieri lo fa proprio lui, l'1-0 contro l'Imperia lo fa proprio lui, quindi diciamo era un po' una vittoria scritta. E io le chiedo, diciamo, torno indietro un attimo di 13 anni, perché diciamo il calcio gira ed è un ciclo che poi dopo si chiude, perché lei nell'ultima volta che il Bra era riuscito a vincere e tornare in Serie C, lei si trovava in quel girone e allenava al Verbania. Tra l'altro era una delle poche squadre che quell'anno riuscì a non perdere, perché fece 2 pareggi per 1-1.
Quindi la mia domanda è, di fatto, si aspettava mai che lei sarebbe diventato il protagonista al posto poi di Fabrizio Daidola, che era l'allenatore di allora, e a questo punto qual è il bra più forte? Perché ricordiamoci che nel 2013 avevano Diagne, che poi passò, diciamo, alla Juventus, al West Bromwich, al Galatasaray, diciamo, lei non ha avuto un giocatore da 23 gol in 29 partite, quindi contiamo anche questo fattore. Ma Ivan, guarda, mi fa un piacere immenso quello che hai detto, perché poi questa è una ruota che gira. Io quell'anno avevo una squadra a Verbagna fortissima, una squadra incredibile. Quando dico che i mister sono comunque devono essere supportati dalle società, e in quel caso io non lo ero stato, ma noi, quando io sono andato via a dicembre, perché poi c'era stato il Fuggi lì a Verbagna, eravamo a un punto dal Bra, che poi ha vinto il campionato, e da noi avevamo pareggiato, avevamo fatto 10 risultati utili consecutivi fino alla sconfitta col Borgosesia. Eravamo proprio incanalati per, come in questa stagione, per cercare di fare qualcosa di importante. La ruota è girata quest'anno per me, sono finito in questa piazza, ho avuto la possibilità di avere insieme a me persone veramente incredibili. Mi hanno dato un aiuto a 360 gradi in società, sono persone comunque con i piedi per terra, che sanno quello che comunque bisogna fare, e di conseguenza, ripeto, ci siamo andati a trovare in un vortice che ci ha fatto diventare la squadra più forte del campionato, la squadra che ha proposto il miglior calcio, la squadra che ha fatto più gol, la squadra che ha preso meno gol, 23 vittorie su 33, penso che i numeri veramente parlino da solo. E la maglia celebrativa che hanno fatto i ragazzi è stata veramente ineccepibile, perché questo Abra Cadabra ha portato una magia all'interno del nostro spogliatoio e ha fatto capire quanto di magico c'è in questo risultato. Mister, ancora 2 minuti poi ti lascio andare, ma abbiamo parlato di passato, presente e il futuro? Il futuro sono che ci sono altre 3 gare, ci sono altre 3 gare da fare, e mi sembra giusto che gli avversari incontrino lo stesso Bra che hanno incontrato gli avversari fino ad oggi, per il rispetto dei risultati, per il rispetto della classifica del campionato. Noi non regaleremo niente a nessuno, vogliamo continuare con i nostri record, cercare di fare più punti possibile, ripeto, soprattutto per il rispetto degli avversari, che mi sembra la cosa più importante. Poi è chiaro che un allenatore come me, che ha preso il patentino per allenare nei professionisti già quasi 12 anni fa e ancora non c'è arrivato, nella normalità che la volontà è quella di farla la Serie C, però bisogna essere sempre in 2 a volerla fare. Io so che la società più volte mi ha chiesto di provare a rinnovare. Io gli ho detto che fino a quando non c'era la matematica non me la sentivo, sono tanto scaramantico da questo punto di vista, quindi penso che adesso, nelle prossime settimane, adesso abbiamo la partita col Varese giovedì e pensiamo alla festa. Dopo Pasqua ci troveremo e capiremo insieme cosa fare. È chiaro che Fabio Nisticò vuole stare in un Bra che si consolidi all'interno di questa nuova categoria, e non deve essere una meteora, ma deve essere una società che da d'ora in poi deve pensare solo al professionismo. Ecco, te la senti? Sei pronto di affrontare il professionistico? Io non sono pronto, sono prontissimo proprio, vivo per questo, ho una passione incredibile, ho la voglia proprio di andare a lavorare in quei campionati, e penso sia arrivato anche il momento per me, soprattutto perché io arrivo dalla gavetta, senza presunzione, mi sono fatto proprio da solo, ho lavorato come un animale, sempre a testa bassa, ho preso parecchi schiaffoni per arrivare, in senso metaforico naturalmente, certo. per arrivare a questo obiettivo, e quindi di conseguenza tutte le esperienze che ho avuto in questi 15 anni di panchina stanno venendo fuori,
e mi sento veramente pronto per fare questo salto. Va bene, 20 e 24, come promesso ti devo lasciare mister perché sei in collegamento con un altro emittente. Grazie, in bocca al lupo, non così presto però ti volevo lasciare, ok? Grazie, in bocca al lupo mister, complimenti ancora, bravo, complimenti. Grazie di tutti e complimenti per la trasmissione, grazie a voi. Ciao Salve mister, Fabio. complimenti. Ciao. Bene, complimenti, ha fatto una cavalcata incredibile comunque. Io su questo allenamento... Scusatemi, solo una battuta, che l'anno prossimo sarà un allenatore professionistico. Bella questa, complimenti. Chiudo anch'io con i comunisti conti. Va bene. Io posso dire che questo allenatore qui mi ricorda, cioè è il classico allenatore che è partito veramente da niente. È vero. Cioè il Bra in confronto a squadre come il Vado, il Città di Varese, le ha surclassate, perché il Vado ha giocatori fortissimi, Vita, Ligorna Miracoli, il Città di Varese, cioè giocatori come Vito Franco, cioè sono squadre vero. tanto budget, sono quarte, quinte, il Bra ha fatto 10 punti di distacco dalla seconda. Paradossalmente girone A e girone B stanno andando a vincere le due squadre Più inaspettate. Sì. Ma infatti io volevo dire appunto una cosa riguardo a questo, perché l'anno scorso poi il girone lo vince il Caldiero, che era quella magari un po' più in sordina. Quest'anno l'Ospitaletto, che è comunque una squadra molto forte, ma non parte Beh, qui con i tutto proclami. l'Ospitaletto si sta toccando adesso, tu No, non sai dico, cosa. però L'Emacumba. non parte con i grandi proclami come magari fanno Palazzolo, Desenzano. Esatto. Dall'altra parte un girone dove c'era magari chi aveva fatto più proclami e poi vince il Bra che voleva fare una stagione tranquilla, ma forse magari fare questi grandi proclami non porta bene. Allora, Dipende più che se altro- altro- bene. No, però poi è sempre lì, se ti nascondi sei un po' un ipocrita, se fai il proclamo stai... Ma questo insegna sai cosa? Che Lorenzo, Per l'Alcione correggimi. l'anno scorso l'ammazza il campionato e invece c'erano tutti i proclami del caso, il campionato ha vinto 10 giornate prima. Questo però insegna che, Lorenzo, correggimi se sbaglio, i soldi bisogna saperli spendere, perché hai dei budget incredibili e poi fai dei flop pazzeschi, hai dei budget limitati e comunque vai un po' tipo alla Casatese, no? Che ci diceva Ro l'altra volta, che deve andare a guardare un giocatore proprio snocciolare tutto per poter poi dare l'ok. O no, Lorenzo? Cioè, questa è la... Sì, poi è sempre difficile trovare anche delle chiavi comuni agli successi o agli insuccessi di alcune piazze o di talaltre. Certamente se penso alle piazze del girone A, alcune, e penso ad esempio a Varese, soffrono molto l'avere una grande una grande realtà alle spalle, perché il bacino di Varese è un bacino che può essere logorante per una società, per un gruppo squadra che ambisce a vincere, può anche, e trattandosi poi di gruppi giovani, ora al di là dei calciatori affermati che le rose che mirano a vincere il campionato hanno, però per forza di cose la categoria impone un organico farcito di giocatori imberbi. È chiaro che davanti ad uno stadio come l'Ossola pieno di tifosi forse alcuni gruppi squadra fanno più fatica. Certamente il discorso fatto su Varese non vale per altre piazze, in altre piazze penso ad altri gironi i tifosi ci sono e non ci sono e quindi magari lì le difficoltà sono di diversa natura. La componente invece che tu ricordavi poc'anzi, cioè quella di saper spendere con oculatezza, è certamente una grande dote, perché in qualche modo obbliga a fare una selezione preliminare, non poter entrare nel negozio ed acquistare tutto quel che si vuole in pochi istanti. Il saper fare, come dire, economia vuol dire sapersi muovere con risorse scarse di fronte a bisogni potenzialmente infiniti, quindi e qui insomma sta l'abilità di chi opera nel mercato. Tra l'altro mi è venuta in mente una cosa che adesso Lorenzo mi ha fatto venire in mente, la questione dei tifosi eccetera, perché non bisogna dimenticare che nel girone A ci sono delle squadre che hanno fatto la Serie A, il Varese, il Vado è una delle squadre più antiche, in più c'è da sottolineare un'altra cosa, perché nel momento in cui l'ultima volta che il Bra ha vinto il girone di Serie D che è andato in Serie C era il 2013, il Varese si giocava la Serie A in quell'anno lì, cioè è proprio una questione sai che credo di che storia dietro, di pressione vero. secondo me. Credo che il grande problema del Varese sia proprio questo,
continuare a pensare quello che all'ombra era, che c'è quello degli che era. anni Cioè, il passati. Varese veramente dovrebbe azzerare, perché non ha mai fatto è un po' sempre il problema delle grandi piazze che vivono un po' troppo di ricordo. Adesso non parlo del Varese nello specifico, non sto dicendo, dico no, però è capita Legnano, capita Pavia, di Piacenza. C'è grandi decadute, si dice così, però il Varese San Benedettese comunque... ci ha messo 4 anni per ritornare in Cicce, poi c'è riuscita, però non è che ha cambiato il suo modo di ragionare, cioè ha fatto 4 anni gli stessi investimenti nello stesso modo. Allora io infatti sul punto dico, Varese è vero che è qualche anno che sta cercando di risalire, ma non sono anni continuativi in cui fallisce. Cioè, le vicende anche della presidenza, della proprietà sono state a vario titolo funestate da altre situazioni che non è il momento insomma di ricordare, anche perché sono complicate. Oggi Varese questa stagione parte con un corso ben preciso anche in termini di organizzazione della struttura societaria invidiabile. Chi è stato a Varese, chi conosce come funziona la società Varese lo può confermare, con una struttura con al vertice dei dirigenti, con una famiglia. È chiaro che poi oggi abbiamo assistito a un grande subbuglio e movimento in termini di management, l'allenatore, il direttore, però credo che si siano poste le basi in questa stagione per quella che potrà essere una rinascita anche sportiva. Ecco, come si spiega, Lorenzo? È stata comunque un'evoluzione al di là delle vicende di campo, ecco quello che voglio dire. Come spieghi l'allontanamento del mister proprio sul traguardo? Cioè qualcosa che non lo so, penso ai risultati, d'altronde è quello che... Vabbè, però i risultati, però mancano 3 partite, cioè alla fine cosa fai? Cambi alle ultime 3 partite? Io credo che sia legato al fatto che l'allenatore Floris era stato portato da Montanaro, quindi l'allontanamento del DS, cioè parte tutto a monte, nel senso viene allontanato Montanaro. Esatto, ma non per, Montanaro, l'ho fatto involontariamente, però in realtà è così. Solo qualche settimana fa il direttore sportivo lascia e automaticamente già si vociferava negli articoli che erano usciti in provincia di Varese che il prossimo sarebbe stato Floris. È stato tempo di qualche 4-5 partite. Poi Va bene, allora abbiamo avuto Fabio Nisticò, quindi complimenti a lui, abbiamo parlato anche un po' del girone A e torniamo nel nostro girone. Stiamo aspettando Marco Scaiola, dovrebbe arrivare a momenti. Finché non arriva andiamo con gli highlights, andiamo a rivedere gli highlights, parliamo. No, possiamo anche leggere i risultati e guardare la classifica magari del girone. Ma leggiamo la classifica, va benissimo, giusto. È un record, 8,5 mai fatto così tanti risultati di classifica. Allora, leggiamo i risultati di classifica, poi andiamo a vedere la nostra schedina, quello che abbiamo fatto e poi parliamo di altro. Allora, Arconatese Fanfulla 4-2, Casatese Merate Breno 6-0, Castellanzese 1-1 con Chievo Verona, Ciliverghe Sant'Angelo 0-0, Club Milano 3-1 con la Folgore Caratese, Crema Desenzano 0-1 giocata oggi pomeriggio, Magenta San Giuliano 0-0, Nuova Sondrio perde con la Pro Palazzolo 1-2 in casa, Ospitaletto 2-1 con la Prosesto, Bigasio perde in casa 2-1 con la Varesina. Per una classifica che dice: Ospitaletto ci siamo quasi a 70 punti, Casatese Merate 65, Pro Palazzolo 65, Folgore Caratese 64, Desenzano e Varesina 63, Chievo Verona 51, Prosesto 46, Club Milano 45 insieme a Sant'Angelo, poi Breno 44, Crema 42, Vigasio 41 con il Nuova Sondrio, in fondo poi abbiamo San Giuliano, Castellanzese Magenta, Ciliverghe zona playoff, Fanfulla 30 punti zona rossa, Arconatese 28, che questa vittoria qua con il Fanfulla insomma non so quanto possa servire, ma fa più il danno al Fanfulla che all'Arconatese, l'Arconatese stessa, che ne può giovare di questa vittoria, credo. Ma oddio, ti dico, la prossima è Folgore Caratese Ciliverghe, quindi... Sì, però alla fine devi fare sempre il conto sulla differenza. Sulla differenza, certo, sì. E Fanfulla gioca contro la Pro Palazzolo. Esatto. Quindi le ultime due... Puoi anche superare tutte e due, però se poi il San Giuliano vince, cioè alla fine non cambia niente. Però San Giuliano Arconatese, se l'Arconatese dovesse battere il San Giuliano potrebbe riaprire un po' quell'ultima piazza. Perché gioca proprio uno contro l'altro. No? Sì, c'è anche Fanfulla, San Giuliano. Vabbè, torniamo invece alla schedina che abbiamo fatto noi lunedì scorso. Comunichiamo che Lorenzo ha fatto 8. Quindi hai sbagliato 2, hai sbagliato Folgore, che abbiamo sbagliata tutti la Folgore, e Sant'Angelo, che ha pareggiato e messo la vittoria. Poi io 6, quindi ragazzi occhio perché l'intenditore qui è esatto. Poi Ivan 4 insieme a Nicola e poi abbiamo Asia e Jacopo 5. Però
La notizia è che la Folgore l'abbia sbagliata tutti proprio. Assolutamente sì. Beh, era difficile da prevedere un capitolo del genere da parte della Folgore. È vero che mancava Ferrandino che fa tantissimo, no, capito, però effettivamente quando manca così poco alla fine ti aspetti. Ma la ti Folgore aspetti ha sbagliato la partita, tu l'hai vista? Io l'ho vista e Abbiamo gli highlights intanto. io vi posso dire che dal campo l'impressione era che la Folgore dopo tutto aveva tutto da perdere ed è un dato di fatto. Al club è vero che gli mancava Ferrandino, ma al club Milano mancava Rankovic, che era mancato, è andato via per motivi familiari, non c'era, e c'è Capone che ha giocato una partita da 10 perfetta. Il punto è che la Folgore Calatese approccia proprio male, perché il club Milano attacca di più già nei primi minuti, meritatamente va in vantaggio su un calcio d'angolo, solo diciamo lo schiaffo iniziale, come dicevamo ieri al 91esimo minuto, fa che la Folgore Calatese pareggia. Secondo tempo ci si aspetta sicuramente una Folgore diversa rispetto al fatto che ha trovato in maniera fortuita anche il pareggio che vediamo adesso, ma invece il club Milano riparte allo stesso modo e quasi allo stesso minuto trova il gol nello stesso modo in cui aveva sbloccato la partita. Nel finale il 3-1 di Capone sa tanto di sentenza, vi posso dire questo. Quindi diciamo che così la Folgore ha salutato il suo sogno e il club Milano ha raggiunto il suo obiettivo, perché questo è di fatto. Detto questo, dobbiamo fermarci un'altra volta perché il nostro ospite, Marco Scagliola, è vicepresidente della... Buonasera Marco, vicepresidente del Prosesto, è qui con noi, grazie per aver accettato l'invito, benvenuto sui canali di BPTV. Ti posso chiedere di girare in orizzontale il telefonino, per favore? Togliendo il blocco, perfetto, così ti vediamo benissimo. Grazie Marco per aver accettato l'invito, come dicevo. Allora, grazie, buonasera a tutti, buonasera a voi. Parliamo un po' della stagione di questo Prosesto, di come è andata, di come sta andando, se erano gli obiettivi, cioè se era questa la stagione che un po' vi aspettavate, ma vorrei partire un po' da monte. Come nasce questa Prosesto? Il progetto Prosesto nasce all'inizio del 2024 e veniamo in contatto con la proprietà della società e la trattativa ha degli sviluppi molto rapidi intorno giusto alla fine del campionato e completiamo l'acquisizione della quota di maggioranza a fine giugno, inizio luglio, quindi è stata una trattativa molto rapida e che ci ha consentito di entrare all'inizio quando di fatto era già stata programmata la nuova stagione. È un progetto che nasce da lontano, da qualche anno, con la costituzione di una società in Inghilterra e con l'obiettivo di rilevare la proprietà di una squadra di calcio italiana e sviluppare un progetto di sviluppo della società per riportarla nell'ambito calcistico dove pensiamo possa stare. Ecco, questo quindi era l'anno zero, diciamo così, giusto Marco? Perché comunque è tutto Sì, nuovo. assolutamente, questo è stato l'anno zero perché l'acquisizione è avvenuta tardivamente, c'è stato un lungo periodo di transizione, diciamo che abbiamo acquisito poi il controllo della gestione alla fine del girone di andata e quindi sono pochi mesi che stiamo nei fatti già programmando la prossima stagione, quindi questo è stato un anno di transizione rispetto al quale siamo comunque soddisfatti, manca ancora un passo per completare il campionato, siamo soddisfatti per la squadra che abbiamo allestito e per il comportamento che la squadra ha tenuto sulle 35 partite. Ecco, la piazza comunque è importante, di questo ne siete coscienti. È una piazza che sta spingendo, sta creando, vuole accelerare per poter arrivare ai risultati o vi sta lasciando lavorare? La piazza è una piazza importante, come hai giustamente sottolineato, che merita tanto. I tifosi ci hanno sostenuto fin dal primo giorno, ci hanno accolto con curiosità, ci hanno hanno sostenuto la squadra sempre, va dato atto un tifo
importante in casa, in trasferta sempre, su qualsiasi campo, e a prescindere dal risultato sono sempre stati con la squadra, e questo dimostra anche il fatto che abbiamo costruito un bel gruppo, e la squadra è fatta di giocatori comunque che hanno saputo creare uno spirito di coesione. E certamente questo era un campionato di transizione, e la Pro Sesto merita di avere l'ambizione di occupare una diversa posizione di classifica. Nel girone d'andata siamo stati nelle posizioni di vertice, e poi c'è stato un calo nel girone di ritorno, legato probabilmente anche un po' di pizzico di inesperienza, qualche risultato perso negli ultimissimi minuti delle partite, sicuramente qualche infortunio, però diciamo che il bilancio per questa stagione, ripeto, manca ancora un passetto, però penso che possa ritenersi positivo per quello che abbiamo fatto. Ora ovviamente stiamo di fronte alla responsabilità di costruire la prossima stagione. Perfetto, ti chiedo di accendere la luce in macchina magari, perché così ti vediamo un po' meglio, perché sennò diventa veramente... Oh, ok, va bene, dai, se riesce, se no... Sì. Se devi accendere la macchina, perfetto, va che bello, così. Passiamo col giro di domande, partirei da Lorenzo, per poi tornare in studio. Lorenzo. Buonasera Marco, mi permetto di darti del tu sportivo. Da appassionati della stessa disciplina, e volevo chiederti come la scelta sia accaduta su Sesto intesa come piazza, cioè quali sono stati i criteri che hanno guidato l'investimento della proprietà, e penso a criteri di natura storica, sportiva o economica, finanziaria, commerciale. Insomma, ero curioso di capire, prima hai detto l'interesse era su una piazza presumo blasonata del calcio italiano, ecco, ero curioso di sapere quali fossero le valutazioni dietro alla piazza di Sesto. Le valutazioni che sono state fatte sull'acquisizione sono ovviamente legate all'importanza della piazza, della città, una storia sportiva caratterizzata da partecipazioni nei campionati professionistici, uno stadio con una concessione piuttosto lunga, dove è possibile sviluppare sicuramente dei progetti, un settore giovanile importante e una posizione geografica invidiabile, perché siamo in un bacino di utenza importante, lo stadio è molto vicino a Milano, uno dei pochi stadi omologati per una Serie C a Milano, l'Interland milanese, e quindi sono tutti elementi che ci hanno portato a ritenere che fosse un investimento che in prospettiva poteva essere interessante. Ecco, poi non dimentichiamo, ci siamo bloccati sul non dimentichiamo un obiettivo. Adesso proprio siamo andati via proprio, lo staranno chiamando, mi dicono dalla regia. Stavo dicendo appunto che hanno scelto Sesto perché comunque è anche più che altro secondo me allo stadio, perché per le infrastrutture fanno la differenza, partire con uno campo come quello di Sesto che ti dà la possibilità nel mentre in cui giochi tu comunque anche di ospitare ad esempio l'Alcione, che sì è qualcosa di pregio, ma anche dal punto di vista economico è comunque un vantaggio, ecco, sotto tutti i punti di vista, sotto tutte le chiavi di lettura. Ma mi è venuto un dubbio, ma nel caso in cui la Pro Sesto e l'Alcione dovessero poi ritrovarsi nello stesso campionato, in quel caso servirebbe farebbero la divisione. No, farebbero come Inter e Milan semplicemente. Farebbero in casa l'altra trasferta. Ok. Nella maniera più comoda, proprio normale. Sì, no, niente di non andrebbero su un altro impianto, credo. Bene, speriamo che ritorna perché avevamo ancora un po' di domande da fargli. Vediamo un attimino.
Cosa facciamo adesso? Parliamo di... che domanda volevi fare? Volete che Dimmi. concluda su Club Folgore? No, però nel senso obiettivamente c'è poco da dire. Quello dopo ci ritorniamo dopo. No, ma allora secondo me, come ha detto anche Lorenzo, era molto interessante capire perché proprio sesto, perché poi effettivamente catapultati dall'Inghilterra, arrivare in Italia e scegliere Sesto San Giovanni, che con tutto il rispetto per Sesto San Giovanni comunque non è nella top 10 paesi su cui cade l'occhio. Ecco. La mia domanda era, cioè, metà delle piazze di Serie C sono in vendita. Chi col cartello Vendesi, chi con il, come dire, con il velato messaggio del accettiamo offerte. Grandi sodalizi con uno storico importante in Serie D sono alla mercé, alla disponibilità, ecco, nel senso più genuino del termine, di investitori volenterosi che vogliano dedicare le loro risorse allo sviluppo del calcio in quella città o in quell'altra. Ero appunto curioso di sapere quale fosse il motivo che spinge ad andare su Sesto a scapito invece di altre piazze che magari già stavano nel professionismo. Ma molto interessante il tema che ci diceva. Ti fermo un attimo, Lorenzo. Mi senti, Marco? Sì, scusatemi, ho avuto problemi di connessione. Non c'è nessun problema. Stavi rispondendo alla domanda di Lorenzo? Che non ho sentito. Qual era la domanda? Lorenzo? No, la mia domanda di prima, voglio dire, era sui motivi che hanno spinto ad investire su Sesto, ma credo che, insomma, che tu abbia risposto in maniera più che completa ed esaustiva e anche interessante, perché gli spunti sull'impiantistica e sulla relazione tra impianto, titolare dell'impianto e società sportiva sono importanti e dirimenti, come giustamente hai ricordato, ai fini di una scelta o di un'altra, perché appunto avere una concessione lunga consente di sviluppare progettualità. Ecco, quindi insomma ti ringrazio per questa tua spiegazione che è stata ricca di mi ero perso anch'io con la connessione. Nicola? Io chiedo direttamente, la prima esperienza nel calcio italiano, comunque l'esperienza di livello, e venendo anche comunque dall'Inghilterra per molti di voi, chiedo quale è stata la complicazione maggiore che ha trovato nel calcio italiano e cosa di conseguenza cambierebbe subito nel calcio italiano che magari sta frenando anche il progetto. Ma complicazioni... Diciamo che le complicazioni finora sono state legate ad un passaggio di proprietà e a un passaggio di gestione, quindi a una fase di transizione organizzativa. Se vogliamo, sì, forse un po' la difficoltà a gestire impianti anche un pochettino datati, quindi l'esigenza di fare tutta una mappatura degli impianti del centro sportivo e calibrare gli interventi volti a migliorare le strutture. Ecco, ci siamo dedicati principalmente a questo in questa stagione e abbiamo individuato le aree che necessitano di interventi, di migliorie per poter sfruttare appieno l'impianto che è concesso dal comune. Ecco. Ivan? Sì, intanto buonasera. Io le volevo chiedere, era una mia curiosità, perché siccome c'è questa questione della proprietà appunto straniera, la mia curiosità era su con che ideologia una proprietà straniera si approccia a una società di calcio, diciamo, italiano, e quali sono tipo le possibilità, diciamo, che gli vengono in mente, quali sono i fondamenti da cui parte e da cosa costruisce. Qui per esempio stiamo parlando di Inghilterra, quindi ad esempio in uno stato come l'Inghilterra si parte, non so, dalla crescita di un giovane, di un lancio magari immediato di ragazzi che sono promettenti, quindi volevo capire giusto quella è la mia curiosità. Diciamo che il progetto nasce in Inghilterra perché nasce su iniziativa di un gruppo di persone italiane con l'obiettivo di coinvolgere anche degli stranieri e seguendo un modello inglese, quindi l'acquisizione di una società italiana che abbia un potenziale di sviluppo proprio derivante dall'impianto, derivante proprio dal settore giovanile e quindi con l'obiettivo di internazionalizzare e creare valore anche sulla valorizzazione dei calciatori giovani soprattutto e meno giovani, quindi collocarsi in un alveo
europeo dove sia possibile sfruttare la posizione geografica, il bacino importante in cui la Prosesto si trova e al contempo avere un obiettivo di internazionalizzazione per ottenere una valorizzazione dei calciatori. Ecco, questo è un po' l'obiettivo di tutte le società, ma poi diventa veramente difficile metterlo in atto perché tutti vorrebbero valorizzare i giovani, ma poi in realtà si fa fatica, soprattutto le piazze blasonate come la vostra, non c'è il tempo per far crescere il giovane e quantomeno la mentalità, la cultura inglese non si addice alla nostra, sportivamente parlando, perché soprattutto nel calcio, no Lorenzo? Beh, sono modelli. In che senso dici non si addice alla nostra? Ma perché comunque in Inghilterra hai più pazienza, c'è una cultura diversa di crescita del ragazzo, qui in Italia non c'è tempo. Parliamo dalla Serie A alla Serie D, è la stessa cosa, cioè proprio nel calcio, in questo sport, parliamo di questo sport, non c'è pazienza, il tifoso non ha pazienza. No. Sì, è chiaro che poi dipende anche dalle categorie, voglio dire, la Serie D è un campionato che a torto collo comporta lo schierare le quote e quindi, come dire, la valorizzazione di un settore giovanile avviene tramite una gestione virtuosa domenica dopo domenica, perché un nutrito gruppo di giovani tra campo e panchina deve presenziare, quindi è chiaro che questi giovani possono provenire dall'esterno con, come dire, degli ingressi spot che si esauriscono alla conclusione della stagione per far spazio ad altri giovani di belle speranze, oppure attingendo al proprio settore giovanile, che è un po' l'esempio di quello che ha fatto la Prosesto quest'anno, perché tanti ragazzi che c'erano lo scorso, o meglio, i ragazzi che sono nella rosa in continuità rispetto alla rosa dell'anno scorso sono per l'appunto i giovani che si sono messi in luce nel settore giovanile, e credo che tuttora il settore giovanile da Prosesto abbia al proprio interno ragazzi che sono pronti a loro volta a fare il salto, e perché no, queste giornate sono l'occasione per dimostrarlo. L'abbiamo visto anche la scorsa settimana, il ragazzo Rastelli, l'attaccante che ha giocato pochino durante la stagione, ha avuto la possibilità di essere schierato e ha anche avuto la possibilità di realizzare la marcatura, ma penso ad Abruzzese che gioca sotto età, tanti ragazzi giovani che vengono valorizzati da squadre che hanno maggior interesse o maggior cultura, se vogliamo, o predisposizione a volerli schierare nell'11. Bene, facciamo una domanda a testa di Nicola e Ivan, Sì, perché vorrei vorrei lasciarlo andare perché mi scendere- aveva promesso proprio un quarto d'ora e ti ringrazio Marco. Vorrei scendere sui dettagli di campo, visto che ci si avvicina alla fine della stagione e quello che si capisce anche dalle dichiarazioni che arrivano da lei vicepresidente è che l'anno prossimo sarà una stagione in cui si punterà in alto. Di conseguenza io chiedo, si punterà in alto con i giovani, e chiedo se la vostra idea comunque è quella di mister Angellotti come figura giusta per portare avanti questo progetto, oppure siccome si vuole puntare un altro, diciamo, dettame di classifica, si cercherà anche un'altra guida tecnica magari. Beh, intanto rispondo, mi ricollego velocemente a quello che ha detto Lorenzo, assolutamente condivido, abbiamo fatto una politica di valorizzazione dei giovani quest'anno provenienti dal settore giovanile, oltre ovviamente a qualche giovane che è andato a colmare le caselle degli under, e abbiamo ottenuto un buon risultato con il secondo posto nella classifica dei giovani di valore e con la squadra più giovane del girone. Il prossimo anno sicuramente l'obiettivo è di migliorarsi, e quindi in questa speciale classifica l'ambizione di arrivare al primo posto. Per quanto riguarda la classifica generale di campionato, scusate un attimo Ok, va bene. sicuramente si vuole partire con l'ambizione di stare al vertice della classifica. La domanda se l'allenatore è la figura giusta, un pochettino mal posta, nel senso che l'allenatore che ha
un certo vestito per occupare una certa posizione di classifica e viceversa. Mancano 3 partite alla fine della stagione e faremo poi il bilancio di questa stagione e valuteremo il percorso che vogliamo intraprendere per la guida tecnica. Ma quindi Sono questo è... analisi che Marco, abbiamo dato, quindi. Marco, scusami, questo vale anche per il direttore sportivo? Cioè proprio per l'organigramma, direttore sportivo, mister, cioè c'è un'idea di cambiare magari o comunque c'è l'idea di continuare ancora con lo stessi? C'è l'idea di completare queste 3 giornate di campionato che hanno una importanza non irrilevante e all'esito delle quali fare un bilancio della stagione e l'obiettivo sicuramente è di perseguire una continuità dal punto di vista tecnico e progettuale e poi valuteremo con il direttore, lo staff e l'allenatore se ci sono i presupposti che auspichiamo per continuare insieme. Perfetto. Ultima domanda Ivan, poi lo lasciamo andare? Sì, la mia domanda era una curiosità perché ha detto che diciamo, la trattativa di cessione delle quote è partita nel corso dell'inizio del 2024. Il fatto che la squadra in quel momento stesse andando verso il ritorno in Serie D è stata una cosa che ha agevolato, perché in questo momento il campionato di Serie C sta vivendo delle dinamiche parecchio complicate, quindi il fatto di scendere in un campionato magari inferiore come la Serie D può aver aiutato per poter fare un progetto zero e ripartire da capo? È difficile dare una risposta, diciamo che ha modificato il business plan, che ovviamente sarebbe stato diverso in caso di mantenimento della categoria, ci sarebbero stati degli indubbi vantaggi, così come ci sono altri vantaggi derivanti dalla ripartenza dalla Serie D. Diciamo che comunque è un compito molto probante, perché prendere una società dopo una retrocessione con una situazione debitoria derivante, avete detto giustamente, da un peso economico di un campionato di Serie C, non è poca cosa. Abbiamo ereditato una situazione molto simile a quella di tante realtà di calcistiche di Serie C che hanno dei costi non sostenibili per il conto economico di queste società. Perfetto, ragazzi, siete soddisfatti? Lo possiamo lasciare andare o... Sì, sai che se mi guardi, infatti, se mi guardi così, sai che poi ci esce sempre. E io chiedo, visto che ieri poi è andata diciamo, in scena la partita contro chi poi molto probabilmente vincerà questo campionato, le chiedo, e visto che la vostra idea è comunque quella di costruire un progetto per vincere, la mia domanda è doppia. La prima è se si può costruire una squadra che può vincere, vedendo con quello che ha visto diciamo anche ieri in campo, solo composta principalmente da giovani, e la seconda invece è nei professionisti, se vi siete dati un tempo limite entro quando volete ritornare, ecco. Intanto qualcuno mi dà del tu, qualcuno mi dà del lei. Ma è lui che sbaglia, credo, no? Ok, userò del tu dalla prossima. Chiedo scusa. Del tu. Credo che la partita di ieri sia la dimostrazione che la squadra ha dei valori, ha delle qualità. Gli avversari si sono spesi in complimenti, credo che a livello tecnico sia stata una partita molto ben giocata. Il campionato è estremamente livellato, mi sembra di poter dire che è imprevedibile, è molto livellato, a differenza del campionato di altri gironi dove c'è un notevole distacco fra quelle 2 o 3 squadre che lottano per vincere il resto della classifica. Dire cosa manca, cosa serve per avere ambizioni di vertice, servirebbe un'analisi un pochettino approfondita. Diciamo che ci sono delle basi da cui partire, così come ci saranno dei cambiamenti da fare per alzare sicuramente le aspettative di una posizione di classifica di vertice.
Bene, Marco Scagliola, siamo fuori termine massimo, ti avevo promesso di lasciarti andare presto, e così sarà, così è. Ti ringrazio, è stato gentilissimo, in bocca al lupo per il proseguo del campionato, per queste ultime partite. Grazie e complimenti per la trasmissione. Grazie. serata. Ciao Marco, ciao, buonasera. ciao. Arrivederci. Ok, allora, ritorniamo tra noi, 10 minuti, riusciamo a finire sto... Non ho ricevuto risposta, però ero curioso di sapere entro quante stagioni volevano tornare nei professionisti. Ma allora, io ti posso dire... Non lo saprò mai, non lo saprò mai. Mi sa che era collegato prima quando parlavamo di proclami. Stiamo parlando di una società che è all'anno zero, quindi secondo me è complicato da capire un tempo limite. Dipende Io credo... sempre da chi c'è. Però Palazzolo è la dimostrazione più tangibile. Giorno zero, 3 anni, punto. Cioè. Però non è ancora finita, nel senso. Però te lo sta dicendo proprio il patron Palazzolo. Però comunque è difficile che si diano un tempo minore di 3 anni. Nel senso, infatti, ma a me fa piacere sentir dire 3 anni. 3 anni e se arriva prima meglio, no? Il famoso triennio, il primo arrivi, il secondo ci provi, il terzo ci devi riuscire. Però sarebbe interessante perché loro hanno questa, diciamo, provenienza, diciamo, anglofona, no? E sarebbe interessante capire se vogliono iniziare con la figura del manager, sai, in Inghilterra che si utilizza questa cosa magari senza il direttore, con l'allenatore che hai fatto tu. Cioè, è interessante come progetto. Non credo, perché lui... Però esce comunque da un gruppo di italiani. Esce da un gruppo di italiani, però se dovesse avere questa derivazione, diciamo, da Inghilterra, sarebbe interessante. Ma infatti secondo me come progetto è ambizioso e quasi rischioso, nel senso che poi è sottile la differenza tra quello che poi puoi fare, quello che non puoi fare, la cultura di una parte, la cultura ma questo dell'altra. infatti quello che ho detto io, la cultura inglese, trapiantarla qui secondo me diventa... Però ci sono delle cose positive che portate all'interno, sono comunque delle cose positive, però poi magari ci vuole il tempo per svilupparle e per essere capite, e tante volte poi magari si va oltre il limite termine massimo e sembra un progetto fallimentare, no? Cioè, è sottile. Perfetto, chiudiamo il capitolo prosesto, torniamo sul nostro girone, riusciamo a finirlo, abbiamo 10 minuti di tempo per finire, quindi Ospitaletto ci sei quasi, l'abbiamo detto. Ormai. Giovedì. Se passa giovedì, ipoteticamente già giovedì è match point, perché se dovessero guadagnare 2 punti sulle seconde, però Palazzolo e Casatese hanno vinto, perciò. Quindi io credo che le probabilità secondo te, Milano Ospitaletto? No, secondo me le probabilità di vincere già giovedì sono bassissime, più che altro perché la Pro Palazzolo non penso vada a perdere a Lodi. Considerando il momento del fanfullo. No, è più che altro per quello, e anche la Casatese vive un momento incredibile, al contrario dovrebbe andare a pareggiare, non credo. Però la Casatese contro la Varesina che deve stare attaccata. Sì, ma fatemi andare avanti. Casatese, ho detto, sei bellissima, quindi come stavi dicendo te, Casatese sei bellissima, fa 6 gol, ne fa 4. Ora ci sono i 2 appuntamenti decisivi per la Casatese. Quindi Casatese che ha Desenzano, Varesina e Desenzano. Palazzolo, prova di forza e spera ancora. Ieri ha fatto una prova di forza, stava perdendo 1-0 con un'ottima nuova sonda, comunque sta giocando, è risalita e tutto. Si è sbloccato Spaviero, 3 gol in 4 partite, quindi diciamo un valore aggiunto che doveva forse partire prima. Prova di forza perché alla fine aveva dentro 4 punti, mi sembra, 4 attaccanti la Palazzolo. Tutto per tutto. Tutto per tutto ormai, quindi prova di forza e ha lasciato ancora un attimino la speranza. Folgore Cartese, abbiamo detto, sbaglia tutto e allontana il sogno, quindi siamo tutti d'accordo su questo? Ora è sbagliata. Ora è complicata. Cioè, ora è impossibile. Onestamente è impossibile. Non è perché voglio andare contro. Però 6 punti, 3 squadre davanti. Bisognava essere perfetti, come hanno detto tutti, bisognava essere perfetti. Se non sei perfetto non puoi. Ma ancora si usciva ieri con un pareggio, forse potevi stare lì, però con una sconfitta. No, Lorenzo, con una sconfitta così pesante, poi proprio che. Per come è arrivata. Sì, al di là del pesante o non pesante, è chiaro che una sconfitta adesso con così poche partite, insomma, con 3 squadre davanti, rende tutto molto più difficile. Ok, poi andiamo all'ultima, che era l'ultima dei playoff, Desenzano. Cosa diceva? Perché non la vedo in solito. Pensa al futuro. Anche la Varesina a questo punto? Ma Varesina penso che sia la stessa questione, nel senso, obiettivamente. Però sono stessi punti, stessa classifica, stesse ambizioni iniziali, vero, la Varesina ha questo big modi diversi in cui si è arrivati, però poi alla fine gira e rigira siamo lì. Desenzano comunque
Sì, vabbè, oggi comunque 3 punti da possono, tempo che trova, ma come solo quelli della dire Brasile. al quinto posto, non è che possono... Beh, oddio, arrivare tanto secondi sono 2 secondo, punti, cioè, sì, però ma non cambia tanto secondo, niente, quinto sempre cambia quello niente, infatti quindi. il problema più grosso. Va bene, quindi questo è il bilancio della 35esima giornata. Andiamo a farci la nostra schedina, poi salutiamo, E giusto? vai. Così. Tra Allora, l'altro, Solo giovedì una cosa proprio numerica, che l'Ospitaletto ha 70 punti, mancano 3 partite, qualora dovesse vincere tutte e 3 per vincere il campionato, 79 punti, comunque non sono poi alla fine così pochi, nonostante infatti. abbia avuto quel pezzo centrale del ritorno Sì. dove ha fatto paradossalmente fatica. ma allora i punti non sono pochi, ma perché? Perché ha fatto tantissimo all'andata, No, certo. cioè non ha tenuto la media costante, lui ha fatto tantissimo all'andata, poi si è trovato in affanno e è comunque riuscita a tenere, diciamo, Sì, diciamo c'è un concorso di colpe, nel senso l'Ospitaletto ha fatto male in quel periodo centrale di qualche settimana fa, le inseguitrici non Hanno ne fatto hanno peggio, approfittato, hanno fatto peggio, infatti, quindi giustamente No, però fare male nella parte centrale del ritorno e chiudere il campionato, praticamente a 79 punti al di fuori che l'hai vinto, vuol dire che se non facevi quei 5 punti in 5 partite facevi 90 punti. Ma per me l'Ospitaletto, che ce l'ho ormai in mano il titolo, per me l'ha vinto sul campo della Folgore Caratese. Se tu esci da lì con un punto indenne in quel momento della stagione, Secondo me l'ha vinto lì è il punto chiave. Secondo me l'ha vinto contro il Desenzano. Sì, è stato quel... Cioè, perché è vincendo stata incredibile la partita, il clima, tutto. Cioè, anche come è successo alla fine, che l'ultimo secondo, l'ultimo pallone, l'ultimo istante che entra dentro, con un giocatore che aveva giocato poco e nulla nel corso di questa stagione, che poi si rivela decisivo anche 7 giorni dopo. Cioè, alla fine sembra un po' destino. anche perché togli 2 punti sarebbe ancora tutto aperto nonostante la sconfitta alla Folgore Ma che Caratese. alla fine sono tutti attaccati, non è che sono in No, grandi infatti, distanze, però il problema è che 3 partite, quelle che sono dietro, anche 2 punti, troppe squadre davanti, troppi scontri diretti, eccetera, eccetera. Prima parlavamo proprio con Lorenzo e secondo me, cioè, il Desenzano, mi ricordo, mister Gabur a fine partita disse: a noi il punto interessava poco, sì, ma in una situazione del genere magari anche non dare 3 punti all'avversario ha un peso che non è mica indifferente. Rispondo al messaggio di Asia che vuole partecipare anche alla schedina. No, Asia, Salutiamo non sei Asia. venuta, Ciao, quindi Asia. niente. Esclusiva della presenza fisica. Esatto, noi vogliamo solo presenza fisica. Lorenzo è un caso a No, parte. ma adesso Lorenzo ha fatto 8, dobbiamo tirarlo via perché Lorenzo è ne sa troppo bravo. tutte. Allora, facciamo una cosa, partiamo Da chi ha vinto? Partiamo da chi ha vinto, Lorenzo. Facciamo Lorenzo e io, facciamo il giro così. Dai. Ma se no possiamo farle, che diciamo anche per fare più veloci senza rifare leggere tutte le volte, facciamo la partita, diciamo tutti È vero, i lui dice il suo, risultato. un Così lo piccolo leggiamo solo una pronostico. volta. Sì. Va bene, dai, allora facciamo. Queste sono le partite, Lorenzo, tu le vedi a schermo, giusto? No, non le vedi? Sì. Sì, le vedo. Ok, quindi vai con 1, X2, 3, 4, dimmi. Partiamo da Breno. Breno Sondrio 2, Desenzano Vigasio 1, Chievo Magenta 1. Aspetta un attimo, Allora, ragazzi. Lorenzo, Cioè, non è che allora. lui era quello che agli allenamenti non capiva È l'esercizio. partito a razzo, cioè. È così forte dei suoi 8 risultati che ormai li ha già letti. Non è che c'è Mi dato. raccomando, non è che ognuno Jacopo ha detto dice c'è una la bomba, sua, ognuno dice la sua. Non è che ha detto c'è una bomba per scappare. Allora, Lorenzo, Brennan Nuova Sondrio 2. Desenzano Vigasio 1. Aspetta. No, ma facciamo il giro. Allora, Breno Nuova Sondrio. Lorenzo dice Che mediatore. 2, giusto Lorenzo? Confermi? 2. Ok, perfetto. Ivan cosa dice? Breno Nuova Sondrio 2. Ok. Io dico 2. Nicola? X. Anch'io dico X. Ok. Poi Chievo Verona. No, Lorenzo. Desenzano Vigasio. Desenzano Vigasio. Che Lorenzo l'abbiamo già detto e ha detto 1. Ah, ok, aspetta, allora, ma è troppo casino. Allora, Vabbè. Desenzano Vigasio 1 per Lorenzo, io dico 1. Ma sono io quello. Ok, va bene. È 1. Va bene. Questo sono io 1. 1. 1. 1 anch'io, dai. Ok. Chievo Verona Magenta. Lorenzo? 1. Ivan? X. 2. 1. X anch'io. Poi abbiamo Fanfulla per Palazzolo. Lorenzo? 2. Ivan? 2 anche per me. 2. 2. Io dico X. Poi abbiamo Folgore, Cartese, Ciliverghe. Io dico X anche qua. Ma no, Lorenzo tocca. Vabbè, scusami, Ok. volevo dire. X Lorenzo, Ivan? Anch'io. 1. Anche per me. 1. Tu Jacopo X hai detto? Ok. Poi abbiamo Ospitaletto, Calabria Milano. 1.
Ivan? X. Ospitaletto Club di Milano, X. Ma sì, X, dai. Io dico 1. 1. Poi abbiamo Prosesto Crema. 1. 1. Ivan? 2. Prosesto Crema. 2. Io 1. Jacopo? X. È la giornata delle X. X. San Giuliano Arconatese, qua scontro Tazzentani. X. Bella. X. Sì, X. Questa è una partita da celebre tripla. Questa è No, proprio... un bagno di sangue contro un per me bagno di questa qua sangue. è la classica tutto tranne che X. Cioè il Sì, pareggio sì, viene sì, preparato sì. solamente comunque a... sì, magari ma- a San Giuliano un po' più che Nicola? l'Arconate. 1, ma non ho idea in realtà. Jacopo? Sì, anch'io ho 1 San Giuliano. 1. Sant'Angelo Castellanzese? 1. Ivan? X. Sant'Angelo Castellanzese 1. 1. 1. Io dico 2. 2. Varesina Casatese. X. Ivan? Qua vi sorprendo, 1. 1. Io dico sì, X. Anch'io X. Jacopo? Io dico 1 e con tutti i vari esiti che ho messo l'Ospitaletto vince il campionato. Va bene, 1. Perciò tu hai già dato, tu dici- hai già dato il giudizio. Wow, spettacolo. Hai Però fai una messo cosa le equivalenti adesso. di 1, 2, 3, 4, 5. 5x, neanche peggio, pensavo peggio, dai. Aspetta, facciamo così, chiediamo anche già ChatGPT e poi chiudiamo, ok? Facciamo fare la schedina anche a lei, aspetta che chiudo tutto qua. Allora, Tra l'altro potrebbe non essere l'unico campionato, perché girone C, se il Dolomiti Bellunesi ragazzi, batte il 21:10, 3000... dobbiamo chiudere. Dai, facciamo subito, aspetta, vediamo. Ehi, ciao. Ciao Piero, ma sei in diretta su Bepi? Sì, sono in diretta adesso, siamo qua per i pronostici. Fantastico, allora quali partite hai in programma oggi? Allora, Breno Nuova Sondrio. Allora, per Breno Nuova Sondrio, che pronostico hai in mente? Uno fisso, X o 2? No, devi dirmelo tu a me. Allora, Breno sta andando bene in casa, mentre il Nuova Sondrio ha qualche difficoltà in trasferta. Potremmo puntare su un uno fisso, che ne pensi? Va benissimo. No, devi decidere te, io non dico niente. 1. Andiamo su Desenzano Vigasio. Perfetto, uno fisso per Breno Nuova Sondrio, passiamo a Bedizzolese Vigasio. No, Desenzano, aspetta. Desenzano Vigasio. Ah, scusa, Desenzano Vigasio. Allora qui Desenzano parte favorito. Direi che potremmo puntare su un 1. Che ne dici? Va benissimo, non chiedere a me che ne dico, dillo tu e basta. Chievo Verona Magenta. Capito. Per Chievo Verona Magenta direi uno fisso. Prossima? Fanfulla per Palazzolo. Per Palazzolo, uno anche qui. No, aspetta, Fanfulla pro Palazzolo. Ah, scusa, Fulvia Palazzolo. Che ne pensi? No, aspetta, ascolta, Fanfulla pro Palazzolo. Ho capito. Fanfulla Palazzolo. Direi uno fisso per il Fanfulla. Ora uno fisso, ma glielo togliere. Folgore Caratese Capito. Folgore Caratese Ciliverghe. Per Folgore Caratese Ciliverghe, Basta, è finita. L'autonomia. Folgore Caratese Ciliverghe. Non so cosa è successo. Niente, sei O impallato. per maloso. Non o per voleva malo- più... No, aspetta, adesso torna. Ho capito. Ci sei? Chi ci sta ascoltando, guardando, adesso torna, un secondo. Adesso rimanete in diretta, non vi perdetevi questo finale dei pronostici. Ehi, ci sei? Quando gli alieni arriveranno in Italia, vi farò vedere questo filmato. Ci sei? Mi è sparito il chat qua. Pronto? sì, ti sento, dimmi tutto. Ok, eravamo rimasti a Folgore Caratese Ciliverghe. Perfetto. Folgore Caratese Ciliverghe. Qui direi uno fisso. Ok. Ospitaletto Club Milano. Per Ospitaletto Club Milano direi X. Prosesto Crema. Per Prosesto Crema andrei con un uno fisso. San Giuliano Arconatese.
Per San Giuliano Arconatese direi 1 anche qui. Sant'Angelo Castellanzese. Per Sant'Angelo Castellanzese opterei per un 1 fisso. Varesina Casatese. Per Varesina Casatese direi X. Perfetto. Ti ringrazio. Ciao, alla prossima. A questo punto, Abbastanza coerente. a questo punto io direi chi ne sbaglia di più porta i pasticcini. Tanto li porta ChatGPT perché non sono tutti uno. Quindi è possibile. Beh, vabbè, comunque potrebbe essere fattibile. Tutti uno con le due. Vabbè. Va bene. Ok, finisce qui la puntata numero 32 di Time e ci vediamo forse giovedì, non lo so, vediamo un attimino se giovedì sera possiamo fare un'altra puntata di Time, altrimenti ci vediamo lunedì prossimo. No, che Pasquetta. Che Pasquetta lunedì prossimo. Lunedì prossimo è Pasquetta, quindi non c'è, no, è vero. Ci Quindi sarà da organizzarsi, rimanete sui social. rimanete sui social, Rimanete sintonizzati. Vabbè, La noi ci facciamo vediamo direttamente giovedì. dalla griglia. Ci vediamo giovedì. Pasquetta lunedì si fa dalla griglia. Puntata dalla griglia, ognuno dalla sua griglia. Ognuno porta la costina, ognuno porta la Io non costina. dovrei fare dalla Kings League, però vabbè, è un po' scomodo. No, facciamo che Lorenzo mette la sua bella griglietta e noi portiamo le costine, ok? Virtuali, le cuociamo in maniera virtuale, cioè, ci mangiamo la carne cruda. Chiudiamo. Detto questo, ciao a tutti, buona serata, grazie. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo, ciao a tutti. Ciao ragazzi, Buona serata a tutti. Let's get it. Let's get it. Let's get it. Let's get it.